Il caso trans di Portogruaro. Mazzucato, l'ex patron del Venezia Calcio, è disposto a offrire un lavoro. La proposta riguarda un lui che vuole a tutti i costi diventare una lei e che per questo è stato costretto a licenziarsi per mobbing sul lavoro. Diva potrà essere a breve una dei 22 dipendenti della vetreria artistica muranese di Gino Mazzucato. L'imprenditore veneziano è rimasto infatti colpito dalla storia della giovane e derisa dai colleghi e le ha proposto un periodo di prova nel suo salone, al termine del quale potrebbe arrivare l'assunzione. Spirito commerciale, impegno e buona volontà. Questi i requisiti richiesti da Mazzucato. Nessun riferimento al genere. D'altronde l'imprenditore veneziano ha dichiarato di non dare importanza a questo aspetto. Uomo, donna, gay o trans è indifferente. Per lui l'abito non fa il monaco. Diva sembra quindi avere ora una chance. Mazzucato ha già ammonito i suoi dipendenti. Nessuna battuta, nessuno scherzo. L'importante è lavorare. Nel frattempo l'avvocato Matteo Liut di Portogruaro sta avviando una causa per mobbing contro la ditta e Vladimir Luxuria ha proposto a Diva di fare qualche apparizione in televisione per far conoscere la sua storia.